3 motivi per occuparsi delle api, per considerare le api importanti per noi. Prima di tutto, un motivo economico. Le api sono in sé un'attività produttiva, ma soprattutto aiutano le altre attività produttive. Senza l'impollinazione delle api, gran parte della frutta e della verdura che vediamo sulla nostra tavola non ci sarebbero. Sono il più importante tra i pronubi, cioè coloro che aiutano l'impollinazione delle piante nel nostro territorio. Quindi un motivo strettamente venale, se vogliamo, materiale, sono utili direttamente alla nostra agricoltura, e questo è particolarmente importante nelle aree dove sono venuti meno per vari motivi i pronubi naturali, le 1000 specie di insetti che ci aiutano a fare la stessa operazione. Secondo motivo. Le api, svolgendo l'azione di impollinazione, indirettamente aiutano anche la flora selvatica, quindi non solo quello che arriva sulla nostra tavola, sulla nostra cucina, ma anche gran parte della flora che noi vediamo attorno a noi, in montagna, lungo la costa, nelle siepi campestri, in qualsiasi ambito noi consideriamo naturale. Se noi vediamo queste piante vivere è perché per gran parte di loro, non tutte, ma per molte di loro, c'è qualcuno che fa il lavoro di impollinazione, e di nuovo le api svolgono una funzione fondamentale. Quindi non sono solo utili per il mantenimento delle attività agricole, ma sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità della flora e quindi degli ecosistemi e quindi della loro funzione ecologica, funzione che spesso torna utile alla nostra economia. Infine, un motivo forse il più leggero, ma le api sono divertenti. Io sono un piccolo apicoltore, mi sono sempre dilettato nell'allevarle per farmi un po' di miele, ma non è solo per quello, perché seguire le api vuol dire seguire qualcosa di vivo, che ti segna tutto l'anno l'andamento delle stagioni, che ti insegna 1000 cose su quello che ti sta avvenendo intorno. Quindi guardando nel microcosmo dell'alveare stai nello stesso momento guardando nel macrocosmo dell'ambiente che ti circonda. Osservando un alveare è come se tu stessi avendo a disposizione un cannocchiale che ti permette di vedere quello che ti succede intorno, ed è una soddisfazione straordinaria vedere come tu, non padrone ma alleato delle api, puoi assieme a loro fare del bene all'ambiente, del bene all'agricoltura e alla fine del bene a te stesso, riempiendo la tua tavola di ottimi prodotti. Bene, con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.